In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 21 luglio 2025. La manovra finanziaria comincia il suo percorso. Inizia il suo percorso domani all'Assemblea regionale siciliana la manovra di variazione con l'audizione dell'assessore Dagnino in Commissione Bilancio e degli altri assessori nelle commissioni di merito. L'Aula domani dovrebbe invece completare la legge sui consorzi di bonifica. Il clima però, malgrado la determinazione di Schifani, non è ancora dei migliori e le fibrillazioni in ogni schieramento sono ancora rilevanti. Bonaccini in Sicilia, l'altro PD in movimento. Domani arrivano in Sicilia Stefano Bonaccini e Matteo Orfini, leader delle correnti alle quali fa riferimento l'opposizione del PD siciliano, reduce dall'aver disertato il congresso avendone contestato la regolarità. All'incontro il segretario regionale Barbagallo non è stato neanche invitato. Il messaggio è chiarissimo: se non viene annullato tutto, i ricorsi verranno mantenuti e non si escludono neppure iniziative giudiziarie. Dissalatori, avviato Porto Empedocle, attesa per gli altri. Dei 3 dissalatori, la cui attivazione dovrebbe essere prevista entro i primi giorni di agosto, finora è stato avviato per le prove tecniche solo quello di Porto Empedocle. Quelli di Gela e Trapani dovrebbero partire anch'essi a breve. Ogni dissalatore produrrà 96 litri d'acqua al secondo e potrà quindi rispondere alle esigenze di alcuni comuni. La grande siccità dell'estate scorsa quest'anno, per fortuna, non dovrebbe comunque verificarsi. Un siciliano ad Alcatraz Alligator. Un uomo di 45 anni, Gaetano Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo, è detenuto dal 3 luglio nel famoso centro per immigrati irregolari degli Stati Uniti in attesa di rimpatrio, costruito in meno di 8 giorni e definito da Trump Alligator Alcatraz, in quanto in una zona paludosa piena di coccodrilli e serpenti. Costa è detenuto per spaccio ed aggressione, solo un altro italiano è detenuto nella struttura e le condizioni sono descritte come terribili. Lavori in autostrada in notturna. Il presidente Schifani è finalmente riuscito, dopo le polemiche di qualche settimana fa, a convincere l'ANAS che in estate i lavori nelle autostrade si fanno di notte. Sulla Palermo-Catania per 3 giorni dalle 22 alle 6 del mattino verrà chiuso il viadotto Morello tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Sulla Siracusa-Catania invece lavori nelle gallerie per circa una settimana, sempre però dalle 22 alle 6 del mattino. Ancora 2 turisti pesantemente aggrediti a Palermo. Si ritiravano nel loro B&B attorno alle 3 del mattino quando un branco li ha aggrediti con una mazza e derubati di soldi e cellulari. Trasportati in ospedale, per il ragazzo colpito in faccia è stata necessaria una TAC e una vistosa fasciatura. I 2 terrorizzati non hanno voluto finora presentare denuncia. In pochi giorni a Palermo 2 tentati stupri e numerose rapine con pestaggi e chissà quante non saranno state denunciate. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.